Seconda giornata del campionato Under 17 regionale al campo di Giammoro. La CR Messina ospitava la Villa Franca Messana. Hanno rinviato il proprio esordio i ragazzi di Mister Bertino a mercoledì 3 ottobre contro il Gescal. Hanno invece capitolato tra le mura amiche quelli di Mister Foti per 0-1 contro la Meridiana. Completo rosso con inserti giallo-neri per la CR Messina, total white invece per la Villa Franca Messana. Fanno il loro ingresso in campo le due formazioni prima che i due capitani, rispettivamente Massimiliano Spadaro, classe 2003 per la CR, e Nunzio Spanò per la Villa Franca Messana, si contendono il primo possesso. Prima di passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo verde di Giammoro, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Federico Longo e Francesco Morabito, le due formazioni si scambiano un cenno di intesa. Possiamo partire, la CR a gestire il primo pallone, ad avere la prima occasione dopo appena 180 secondi. Infatti si libera al tiro Mattias Manganaro, il suo sinistro è educato ma trova una pronta risposta di Riccardo Marchese, che con un volo plastico riesce a mandare la minaccia in calcio d'angolo. Risposta al 13° della Villa Franca Messana, con questo tiro dalla distanza non è perfetto. Pellegrino nell'occasione lascia lì il pallone, vi si avventa Bardetta che non trova però il tap-in. Lo stesso numero 9 della Villa Franca Messana, il 21° servito in profondità, spreca l'occasione del vantaggio. 2 minuti più tardi si rifarà lo stesso Francesco Bardetta, questa volta accoglie il suggerimento in profondità, brucia il diretto marcatore e anche l'estremo difensore della CR Messina Pellegrino per il vantaggio della Villa Franca Messana. Prima marcatura stagionale per Francesco Bardetta che sblocca il parziale al campo di Giammoro. Villa Franca Messana ora avanti, c'è l'immediata risposta della CR Messina 2 minuti più tardi. Manganaro parte al binario destro, rientra sul mancino, mette nel mirino il 7 e trova un Eurogol, quello dell'1-1. Mattias Manganaro, capitano e numero 10 della CR Messina, con questa perla fredda marchese e ristabilisce la parità del punteggio. Eurogol al campo di Giammoro, firmato Mattias Manganaro. Ce ne sarà un altro 10 minuti più tardi, 35°, calcio di punizione a 30 metri, va Nunzio Spanò, sorprende Pellegrino, Villa Franca Messana di nuovo avanti, dedica speciale per Nunzio Spanò al proprio padre, dopo questo Eurogol che riporta avanti i ragazzi di Mister Foti. Il festival del gol al campo di Giammoro, siamo già 1-2, gol e over questa partita, andranno infatti negli spogliatoi. Su questo risultato le due formazioni potranno prendersi un tè freddo prima di tornare in campo. Inizia la girandola di cambi per Mister Foti che getta nella mischia Rizzo al posto di Bonfiglio. A seguire al 7° della ripresa anche Pellizieri prenderà il posto di Maddalena. Prima che la Villa Franca Messana però si scateni di nuovo in zona offensiva, infatti recuperano un pallone, si invola verso la porta di Pellegrino, Bardetta riesce a batterlo per la seconda volta, 1-3 per la Villa Franca Messana. Francesco Bardetta fa doppietta e ora è profondo rosso per la CR Messina, festa grande invece per la Villa Franca Messana. La doppietta di Bardetta inframmezzata dall'Eurogol di Nunzio Spanò, prova a tornare in partita la CR Messina ma è attento l'estremo difensore marchese a sventare la minaccia. 17° del secondo tempo, ancora un velocissimo Bardetta a scattare sul filo del fuorigioco e a freddare per la terza volta quest'oggi Pellegrino. Hat-trick, giù il cappello per Francesco Bardetta che fa 1-4 a CR Messina, letteralmente annichilito dalla Villa Franca Messana. Sarà Nunzio Spanò al 19° della ripresa a uscire in favore di Candela, quando c'è un sussulto d'orgoglio però per i giallorossi sugli sviluppi di un calcio piazzato. Infatti Isaia riesce a mettere in porta, immobile marchese nell'occasione non poteva far nulla. Ci sperano in questo finale i ragazzi di Mister Bertino che provano a tornare in partita, prova invece a spezzare il ritmo del gioco Mister Foti con diverse sostituzioni prima che avrà un'altra occasione però. A seguire uscirà il man of the match Francesco Bardetta, al suo posto entra Fiumara. A 2 minuti dal termine farà il suo ingresso in campo anche Ammirata al posto di Barbaro, prima che però all'ennesima occasione in contropiede la formazione in maglia bianca
Si chiude la gara con l'ennesimo cambio che invece vede De Salvo al secondo minuto di recupero prendere il posto di Raffaele Deodato. Arriverà di lì a poco il triplice fischio del direttore di gara, game over al campo di Giammoro, la Villa Franca Messana si impone per 4-2 sul campo dell'ACR Messina, decide la tripletta di Bardetta, in mezzo l'Eurogol di Spanò, c'è da segnalare anche l'1-1 meraviglioso di Manganaro. Un saluto da Claudio Costanzo che vi rimanda alla prossima e vi invita a iscriversi al canale YouTube Wii Sport. Ciao!